Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta acqua naturale levissima 1,5 litri a 33 centesimi. Latte parzialmente scremato Arborea 1 litro a 95 centesimi. Olio di semi di girasole Dante 1 litro a 1,79 euro. Caffè Lavazza qualità rossa 2 per 250 grammi a 7,99 euro. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Ichnos Ristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Ichnos Ristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. L'estate, il sole che bacia i capelli, il mare, uff, i capelli, oddio, i capelli, basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Hair, con il kit per la cura quotidiana di Kerastase, la messa in piega in regalo. 5 prodotti, iniziando con olio e crema nel pre-esposizione, dopo sole con shampoo e maschera, e prima di uscire, olio elixir ultime per dare lucentezza. E se ti manca il salone, con l'acquisto del kit, la messa in piega te la regala Amy Beauty Hair. Everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa, a Tortolì. 0782 62 36 84. Hai lasciato gli studi e vuoi riprendere il tuo percorso? Lavori già nel settore e ti manca il titolo di studio? All'Istituto Professionale Alberghiero IANAS sono aperte le iscrizioni ai corsi serali di istruzione per adulti di secondo livello. Sono 3 gli indirizzi: enogastronomia per diventare esperto nella valorizzazione e preparazione dei prodotti enogastronomici con uno sguardo alle tipicità del territorio; sala e vendita per inserirti in ristoranti, bar e hotel come professionista del servizio e dell'accoglienza; oppure con accoglienza turistica acquisisci competenze per lavorare in strutture ricettive, agenzie di viaggio e promozione del territorio. Affrettati, hai tempo fino al 15 ottobre. Per informazioni chiamalo 0782 62 80 06 o vieni a trovarci in via Santa Chiara all'Istituto Alberghiero IANAS. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Ricecchè con il nostro notiziario e le news dall'Ogliastra. Partiamo da Tortolì, tutti d'accordo sul nuovo centro commerciale che sorgerà in pieno centro. A Tortolì ieri il Consiglio Comunale riunito nella nuova sede al secondo piano del Palazzo Comunale ha votato all'unanimità l'accordo pubblico-privato relativo al progetto della società Fratelli IBA, un nuovo centro commerciale che sorgerà in via Monsignor Virgilio angolo via Gramsci, per intendersi l'ex area Porra. La contropartita per far fronte alla cronica carenza di aree per la sosta sono una 60 di parcheggi privati a uso pubblico nella piazza a servizio dell'area commerciale. Saranno spazi gratuiti e regolamentati da disco orario negli orari di apertura dell'attività commerciale, saranno poi liberi negli orari invece di chiusura.
Dei 6 punti all'ordine del giorno approvati all'unanimità c'è stata anche l'istituzione della Fondazione Tortolì con relativo statuto, una delibera presentata dall'assessora alla cultura Rita Cocco, un organismo attraverso il quale il comune vuole mettere in rete il suo patrimonio storico, turistico, archeologico con una gestione coordinata in maniera sinergica con gli operatori della fondazione, che si occuperà anche della promozione del comune degli eventi. Ci sarà un fondo iniziale di 50.000 euro, soldi che arrivano in gran parte dalla tassa di soggiorno. La sede della fondazione sarà l'ex mercato civico nel corso Umberto. Sentiamo il sindaco Marcello Ladu con un'intervista appunto su questi punti approvati ieri dal Consiglio Comunale. Un Consiglio Comunale molto importante con 6 punti all'ordine del giorno, oltre agli adempimenti economici e finanziari che abbiamo rispettato rispetto alla tempistica prevista dal legislatore regionale. Abbiamo approvato all'unanimità 2 provvedimenti molto importanti. Il primo riguarda la nascita di un nuovo centro commerciale molto importante al centro di Tortolì. Una linea nuova che attualmente mancava, darà un servizio fino alle 24 e creerà 22 posti nuovi di lavoro. Oltre all'importanza, con l'accordo pubblico-privato concretizzato con l'azienda di livello regionale, la creazione di una piazza e di 60 posti auto liberi per i nostri concittadini, in uno spazio di cui veramente se ne sentiva la necessità. Il secondo punto molto importante è quello della creazione di una fondazione che andrà a gestire tutto il patrimonio mobiliare, materiale e immateriale della nostra comunità, cioè creando delle connessioni e andando a riqualificare l'offerta turistica della nostra cittadina. Faccio i complimenti all'assessore Rita Cocco per l'impegno profuso in questa iniziativa. Sindaco Ladu a riguardo, sono stati approvati ieri anche a maggioranza il bilancio consolidato presentato dal vice sindaco e assessore al bilancio Luigi Cardia con relative variazioni al bilancio. Andiamo avanti, ora c'è una novità all'ospedale di Lanusei perché arriva da Nuoro la nuova direttrice del reparto di cardiologia del Nostra Signora della Mercede. Si tratta della dottoressa Simonetta Bonano che stamane ha assunto la direzione della struttura complessa del nosocomio Ogliastrino. La professionista è risultata vincitrice del concorso che nei mesi scorsi l'Ares ha bandito per l'ASL Ogliastra. Simonetta Bonano, classe 1969, cagliaritana ma di origini ogliastrine, si è laureata in medicina e in chirurgia all'Università degli Studi di Cagliari nel 98, poi una lunga carriera alle spalle. La neodirettrice ha le idee chiare su quali siano i primi passi da muovere alla guida del reparto. Il mio obiettivo primario, evidenzia la dottoressa Bonano, è cercare di rendere appetibile il nostro ospedale per le nuove generazioni di cardiologi. È importante che i colleghi più giovani comprendano l'opportunità di investire professionalmente in un centro come Lanusei, dove si può fare una cardiologia di buon livello. Conosco da anni i colleghi che lavorano in questo ospedale, sono tutti molto competenti. Negli ultimi tempi ho avuto modo di incontrare il personale del reparto, ho notato un grande entusiasmo e una grande voglia di ripartire per cercare di creare qualcosa di importante a Lanusei. Un altro passo determinante, secondo la dottoressa Bonano, è rafforzare il rapporto tra ospedale e territorio. L'approdo della nuova direttrice del reparto nell'azienda sociosanitaria Ogliastrina è un ottimo segnale per la cardiologia di Lanusei, che da anni soffre per la carenza di professionisti di questa disciplina. L'arrivo della nuova direttrice è un chiaro indicatore dell'impegno dell'azienda per il rilancio e il rafforzamento del presidio di Lanusei, sottolinea Diego Cavizza, commissario straordinario dell'ASL Ogliastra. Stiamo lavorando quotidianamente con l'obiettivo di ripristinare appena possibile anche le attività di degenza. Andiamo avanti, ora torniamo a Tortolì, una bella novità che riguarda la biblioteca comunale perché sabato 4 ottobre alle 11:30 verrà inaugurata una nuova sala dedicata alla collezione Zuddas. Si tratta di una collezione composta da oltre 1000 volumi, donata dagli eredi dei coniugi Luigi Zuddas e Anna Maria Ezzi, Marina, Daniela e Andrea, che condividevano una profonda passione per i libri dedicati alla Sardegna, un legame affettivo che oggi si trasforma in un dono prezioso alla collettività, arricchendo in modo significativo il patrimonio culturale della comunità. Queste sono le parole dell'amministrazione comunale.
che ha previsto la realizzazione di uno spazio dedicato proprio all'interno della biblioteca con intitolazione e targa commemorativa quale segno di riconoscenza per un gesto di grande generosità destinato a lasciare un segno profondo nel patrimonio culturale della città. Andiamo avanti, ora un'informazione di servizio: sono state riaperte le candidature per professionisti e operatori che vogliono entrare a far parte del progetto Home Care Premium INPS 2025. Il Plus Ogliastra offre una nuova opportunità per chi vuole contribuire all'assistenza domiciliare di persone in condizioni di non autosufficienza nel territorio. La scadenza per le candidature è prevista per martedì 11 novembre. Possono partecipare i professionisti iscritti agli albi, quindi terapisti, psicologi, fisioterapisti, infermieri, educatori, operatori socio-sanitari, società e cooperative con personale qualificato. I settori richiesti sono psicologia e psicoterapia, logopedia, servizi infermieristici, terapia occupazionale e fisioterapia. La partecipazione è gratuita e avviene tramite piattaforma online. Una volta accreditati, i professionisti entreranno in un catalogo consultabile dai benefici per scegliere i servizi più adatti alle loro esigenze. Tutti i dettagli si trovano sul sito del Plus Ogliastra. Ci spostiamo all'Anusei. Il centro per l'impiego informa che mercoledì 1 ottobre, quindi oggi, questo pomeriggio alle 15, si terrà un incontro dedicato agli avviamenti a selezione. L'appuntamento si svolgerà online sulla piattaforma Teams e su prenotazione anche in presenza. Durante l'incontro verranno illustrate in modo semplice le modalità di candidatura, i requisiti richiesti e i criteri di formazione delle graduatorie. Per partecipare è necessario compilare il form disponibile al link del centro che si trova nel sito del centro per l'impiego di Lanusei, ma si trova anche collegandosi sul sito istituzionale del comune di Lanusei. Ora chiudiamo con un evento, ci spostiamo a Barisardo perché il MAB, Centro Culturale d'Arte Contemporanea, presenta dal 4 ottobre la mostra collettiva Archeologia del presente, corpo, materia, memoria, a cura di Carla Carta, Michela Melis e Nicoletta Zonchello, e abbiamo proprio il piacere di avere la direttrice artistica del MAB, Nicoletta Zonchello, in videocollegamento. Buongiorno Nicoletta e grazie per essere qui. Nicoletta, una mostra che verrà inaugurata sabato 4 ottobre, ce la racconta? Certo, sabato 4 ottobre inauguriamo Archeologia del presente, una mostra che riunisce 18 artisti, quindi una mostra piuttosto corposa. Vengo accompagnata in questa preparazione di questa mostra, sono stata accompagnata da 2 giovani curatrici molto talentuose, che sono Michela Melis e Carla Carta, entrambe uscite dall'Accademia di Belle Arti, 2 ragazze molto competenti. Sono ragazze giovanissime queste curatrici e il fatto di aver ospitato in questa mostra sia come artisti che come anche curatrici molto giovani è stata una cosa che ho fortemente voluto, perché a parer mio è necessario dare spazio anche ai nuovi talenti. Quindi questi 18 artisti sono artisti davvero, alcuni giovanissimi, ahimè la più anziana sono io, però questi artisti sono veramente giovani, alcuni di loro sono nei loro 20 anni, sono proprio nel fiore, diciamo, della loro creatività, ma sono tutti estremamente talentuosi e dialogano con artisti invece che hanno una più lunga esperienza, che arrivano anche dall'estero e che sono, per esempio abbiamo un artista berlinese e un artista francese, entrambi piuttosto famosi e di lunghissima esperienza. Che cosa hanno questi 18 artisti però in comune? Che cosa li accomuna in questa mostra? Li accomuna la forte influenza archetipica della Sardegna. Tutti questi artisti in un modo o nell'altro sono stati influenzati nella loro poetica, nella loro ricerca artistica da segni ancestrali, dalla forte energia della Sardegna.
l'opera che abbiamo appena visto, per esempio, è di un artista berlinese che però viene spesso in Sardegna e ne viene assolutamente contagiata, influenzata nella sua ricerca artistica. Quindi questa mostra, appunto, che si chiama Archeologia del presente, ha una forte presenza di Sardegna, ma declinata nel contemporaneo, quindi è estremamente interessante e vi invito a venire a vederla. La mostra sarà visitabile sino al 30 novembre, quindi i nostri radioascoltatori avranno il tempo di andare a vederla. L'inaugurazione è, abbiamo detto, sabato. Ma il MAB, che è uno spazio... Prego. Mi sono dimenticata di dire una cosa molto importante. Il 4 ottobre è la giornata del contemporaneo, promossa da Amaci, che è un'associazione culturale oramai molto importante che riunisce i principali musei d'arte contemporanea d'Italia, e hanno istituito la giornata del contemporaneo. Ecco, sono molto felice di dirvi che Archeologia del presente fa parte degli eventi nazionali per la giornata del contemporaneo. Questa è una cosa piuttosto importante. Molto importante, hai fatto benissimo. Io volevo dire invece, il MAB è uno spazio espositivo che si trova nel centro storico di Barisardo, che poi ha avuto un importante intervento di recupero, che si è concluso nel 2023, poi da lì è iniziata una serie anche diventato, possiamo dire, un centro pulsante di creatività artistica a Barisardo. Avete organizzato diverse mostre, in particolare adesso mi viene in mente una delle ultime quest'estate dedicata proprio all'artista bariese Michele Mulas, Ritorno a Gardalis, ma volevo che ci raccontassi un po' tu com'è andata anche quest'estate. Ma è andata benissimo. Intanto, infatti, il MAB è un giovanissimo centro d'arte contemporanea che è stato inaugurato nell'estate del 2024 grazie a un'azione molto lungimirante dell'amministrazione comunale, che ha voluto proprio che nascesse un centro dedicato all'arte contemporanea. E nel momento in cui abbiamo iniziato a fare le prime attività al MAB, è stato subito chiaro che sarebbe stato necessario dare il giusto spazio a un artista di Barisardo scomparso, però veramente bravissimo, di grande importanza per la storia artistica di Barisardo, che è Michele Mulas. Chiaramente l'operazione è stata piuttosto complessa, perché abbiamo lavorato insieme al Centro Studi Eielson di Firenze, che conserva per fortuna moltissime tracce e moltissime opere della vita di Michele Mulas, per cui la preparazione della mostra è stata piuttosto complessa, per quello ci abbiamo messo un anno. L'abbiamo preparata insieme ai curatori Caterina Ghisu e Simone Mereu, e finalmente abbiamo inaugurato una bellissima retrospettiva dedicata a Michele Mulas. Il paese aveva bisogno, non era mai stato dimenticato come figura umana Michele Mulas, ma io credo che attraverso questa mostra la comunità si è resa conto dell'importanza di quest'artista, e siccome sappiamo quanto può essere importante che un artista venga ricordato e venga valorizzato nel territorio, perché l'intera comunità ne beneficia. Ricordiamoci che cosa è successo a Olassa, e grazie alla grandissima Maria Lai, e quindi che anche Barisardo sta veramente facendo un grandissimo lavoro affinché la comunità continui a svilupparsi anche grazie alla cultura. Una cosa che noi vogliamo fare, ci teniamo moltissimo, è che il centro MAB possa essere davvero anche uno stimolo per i più giovani. Vogliamo davvero che si avvicinino, che si appassionino e che pensino, chissà, che un giorno possano avere anche un'attività lavorativa nel mondo dell'arte, perché no? Assolutamente, veramente molto, molto importante questo progetto, appunto fortemente voluto dall'amministrazione comunale, di tutto il lavoro che state
che avete fatto in questo, appunto, perché come hai detto è un centro culturale molto giovane, inaugurato nel 2024, è molto attivo, insomma, con tantissime mostre già portate avanti. L'ultima è quella che verrà inaugurata sabato 4 ottobre alle 18:30 di sera, perché ci sarà anche la proiezione di un'opera video, e quindi aspettiamo insieme un po' il calar del sole per vedere quest'opera video, ovviamente stando insieme, presentando la mostra e magari bevendo anche un calice di vino in amicizia. Beh, perfetto, come mancare a questo bellissimo appuntamento sabato 4 ottobre, quindi alle 18:30 al MAB di Barissardo per la mostra collettiva Archeologia del presente. Io ringrazio davvero di cuore Nicoletta Zonchiello per essere stata con noi. Grazie a voi, davvero. Ecco, abbiamo appena sentito la direttrice artistica del MAB di Barissardo, ci ha raccontato della mostra che sarà inaugurata proprio questo fine settimana nel Centro d'Arte Contemporanea a Barissardo. Concludiamo così il nostro notiziario, torniamo lunedì. Vi auguro una buona giornata e ringrazio la regia di Roberta Loi.